Amici bellini, dai, aspetta, e poi dopo esce il video come vi ho promesso, perché anche se non c'è quella cosa di cronaca, però hanno parlato due ragazzotti che non sono mai banali, quindi vale la pena di rileggere insieme le loro dichiarazioni, perché Osi è un tipo tosto e Raspadori io lo adoro quando apro la bocca, perché è un giovane maturo della Territoriale. Cominciamo. Allora, bravissimi, perché state sbloccando l'algoritmo e state aiutando la barca. Salvatore Chef, benvenuto. Cuoco, che bella parola, cuoco, che bella parola. Che film è? Lasciate un like, perché ci stiamo riavvicinando a passo breve verso il campionato. Non ce la faccio più. Sì, ci siamo divertiti in mondiale, bella finale, però basta, adesso è importante tornare a parlare del nostro Napoli, perché non ce la si fa più. E andiamo con un Amrabat tattico. Lasciate il like, non vi dimenticate, sotto trovate anche il canale Telegram in descrizione, per quando per esempio capita che le notifiche non arrivano, oppure un giorno per esempio YouTube decide di prendersi un giorno di vacanza, c'è il canale Telegram dove non vi perdete niente. Andiamo a prendere gli screenshot che ho trovato su queste testimonianze, queste parole di Osimhen. Devo fare. Allora, questo è il primo. No, questo in realtà non è il primo, però fa bene pure leggere anche questo, secondo me. Non è male ricordarsi. L'analfabetismo funzionale è la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. Insomma, uno dice che non volete capire, analfabetismo funzionale. Ma andiamo con calma e per ordine. Queste sono le prime parole che abbiamo trovato su Raspadori. 8 punti sulle sarei bugiardo, vedi, è bello di Raspadori che dice: a me lo scudetto mi interessa, però non c'è stress. Questo è bellissimo, e c'è tanta maturità sia nelle parole di Raspadori sia in quelle che vedremo di Osi, perché secondo me, vabbè, il ragazzo, secondo me Raspadori nasce già maturo, e l'abbiamo sempre detto. Osi invece secondo me quest'anno sta maturando tanto e potrebbe fare la differenza la sua mentalità, perché lo sappiamo che i mezzi fisici ce li ha, i mezzi tecnici non sono in discussione, è la testa di Osi che deve stare bene, perché altrimenti se si prende questioni in campo con gli arbitri, quello potrebbe essere il suo problema principale. Ed Raspadori dice: sarei bugiardo se fingessi distacco, ma non è un'ossessione, è l'obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress, però ci credo. Bravo, per conquistarlo servirà l'impegno di questi 3 mesi e la capacità di dimostrare che abbiamo meritato. La qualità del Napoli finora solo emerse. L'Inter è la squadra da bambini, tifava per l'Inter, ma non ci interessa. Sarà difficile inevitabilmente, ma ci sono anche il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e sono d'accordo con lui, e la Juventus che sta tornando. Quegli 8 punti ci mettono in condizione privilegiata. Sempre meglio stare avanti che inseguire, discorso di Guido Gentile, stare sopra di tutti. Ma è chiaro che non ci si può sentire al sicuro, il campionato comincia adesso, però abbiamo 8 punti di vantaggio. Sul Napoli è una scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti. Se mi passa la battuta, mi misero in mezzo, ero felicemente frastornato dalle loro parole, coglievo la fiducia, non potevo sbagliarmi. Napoli è stata una scelta inevitabile. E poi andiamo, Raspadori, gioco poco, ma guarda che Alvarez al City ha giocato meno minuti di me. Maturità, vedi, non dice una parola. Io 559 minuti in campionato, lui 356. È la dura legge dei grandi club, va in campo chi lo merita. Mi sono sempre visto nel Napoli, eccetera eccetera. Questo ragazzo è proprio maturissimo, io lo adoro. È troppo importante Raspadori. Il mio idolo, ecco, il suo idolo, ho avuto il Kun Agüero come modello da subito. Mi colpiva quella puntuale capacità di essere decisivo, mai gol inutili, uomo determinante nelle situazioni più scabrose, e come lui per certi versi anche Tevez e Rooney. Benzema davanti a Lewandowski, di quelli che hanno esperienza e curriculum, degli emergenti, ammesso che si possano definire tali, Holland, ed è giusto dirlo, e Osimhen. Poi c'è anche Mbappé, ma lo dice probabilmente in un altro screenshot, andiamo a vedere.
Ovviamente lui ci parla di Osimhen, la panchina di Osimhen, e quindi si entra nello specifico che Alvarez neocampione del mondo, neanche Haaland scherza, la dura legge, bla bla. E la sana concorrenza forse pure uno dei segreti per migliorarsi, ed è la dimostrazione che stanno venendo fuori attaccanti destinati a dominare il palcoscenico internazionale per il prossimo decennio. Victor sta per compiere 24 anni, il norvegese ne ha 22 e mezzo, Alvarez ne farà 23 e aggiungeteci Mbappé 24 oggi, e quindi è ben chiara la situazione del futuro. Ma il ragazzo pure non scherza, non c'è problema, non c'è problema. Quindi, parlando di Osimhen, anche lui ha lasciato delle dichiarazioni. Non so se una delle interviste è uscita sul Mattino e un'altra sul Corriere. A noi poco ci interessa dove sono usciti. Guarda che fisico che te Osimhen, proprio. Mica male. Morales per Osimhen, se vinciamo lo scudetto lo faranno sicuramente a me. Il ragazzo è troppo forte, ma non solo a me, credo a tutta la squadra. Mai foto della mia famiglia sui social? Gli chiedono, c'è sempre qualcuno che è pronto a criticare gli analfabeti funzionali che non capiscono, oppure gli haters, perché lui è molto sensibile, essendo un giovane d'oggi, è molto sensibile agli haters e ai social. Riversare odio, insultare, finché lo fanno con me fa parte del gioco, si può anche far finta di nulla, ma non potrei mai accettare che qualcuno possa usare parole offensive nei confronti di mia figlia o di uno qualsiasi dei miei familiari. Non voglio subire questi attacchi ai miei affetti, per questo difendo la privacy della mia famiglia dagli attacchi di chi odia ed è capace di scrivere cose orribili. Tengo per me, perché non è a disposizione di nessuno. Ma veramente fantastico, è così che si fa, perché così deve essere, e lo preferisco che scriva, magari faccia le battute, i meme sui social, perché alle volte, ragazzi, la famiglia, gli affetti, la vita privata, ecco, dovrebbe stare fuori dai social, perché non è nemmeno nostro diritto di sapere tutti i fatti. Nel momento in cui un giocatore viene comprato dal Napoli, tutti i tifosi, la maggior parte dei tifosi, giornalisti compresi, vanno subito a seguire la fidanzata, perché magari la fidanzata scappa una parolina di troppe, allora possono fare subito i titoli. La fidanzata Lady Lobot che ha detto, per esempio, ce la ricordiamo la storia di Lady Lobot. Futuro al Napoli, e qua è importante, la cosa più importante, perché si lega al discorso che abbiamo fatto ieri per Kvara non lo blindi né con un contratto, né con dichiarazioni, né con smentite, ma lo blindi veramente. Danny blindi se vinci, e Osimhen è uguale a Kvara sotto questo punto di vista, perché che cosa dice? Il futuro è questo momento, è vincere qualcosa di importante in Italia. Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli, è una delle squadre più grandi, una delle più grandi squadre d'Europa, è un club straordinario, ed è normale che adesso sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare in questa stagione, perché non abbiamo fatto ancora nulla. Guarda, dobbiamo vincere qualcosa, così poi si cresce, è l'unica cosa. Poi vedremo cosa succederà. Grazie a Spalletti sto continuando a migliorare. La mia concentrazione mi ha aiutato, così come le critiche costruttive, quelle fatte a fin di bene. Quindi, ragazzi, questo è imporsi come squadra nell'Olimpo di quelle che vincono anche ogni tanto, e metti una coppa a casa, un trofeo, vai avanti, per esempio, perché è importante anche il passaggio sulla Champions è un grande torneo. Osi non dice ci giochiamo la Champions, andiamo fino in fondo, il triplete, come alcuni amici abbonati anche dicono. È un grande torneo, da emozioni uniche, ha un grande fascino, e non vedo l'ora che arrivi il momento di affrontare l'Eintracht. Noi sappiamo di essere forti, ma sappiamo che anche loro lo sono, e che superare il turno non sarà semplice, ma arrivare ai quarti di finale è uno dei nostri obiettivi e non lo nascondiamo. Ragazzi, questi sono dei ragazzi giovani che però hanno le idee chiare, e non lo so se si sono fatti discorsi di questo tipo nello spogliatoio o se sono pensieri indipendenti loro. Cambia poco alla fine. Io credo che quest'anno, per come si sia messa la stagione, per come abbiamo cominciato bene, il Napoli ha tutto il dovere e il diritto di provarci fino alla fine, godendosi il percorso, crescendo, e come dice Raspadori anche senza ansia, perché è un anno dove ci sta andando bene, però non era previsto. È un po', se vogliamo, passatemi il paragone, un po' come era capitato al Milan, che forse ha vinto un po' prima di quello che si aspettava, perché il percorso di crescita lo stava facendo
in salita bella costante. Hanno vinto un po' prima perché viene meno l'Inter e veniamo meno noi l'anno scorso, con la Juve non pervenuta. Potrebbe il Napoli, che fa tutto questo mercato e si rinquadra come squadra che può crescere, può migliorare con un impianto più giovane per il futuro. Però avendo cominciato così bene e avendo steccato le nostre competitor alcune partite importanti, proviamoci a questo punto senza problemi, senza avere quell'ansia e quella cosa, ci provi, vai avanti e magari ci riesci in un calcio italiano che lascia un po' il tempo che trova, ma il Napoli deve fare quello che deve fare. Secondo me impazzisce proprio il mondo, non solo Napoli, impazzirebbe proprio il mondo per vedere finalmente un'area di freschezza, dei colori, la bella maglietta azzurra, una bella cosa rossa sopra. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani partita con il Lille, forse andiamo pure live se lasciate tanti like, se lasciate tanti live, e vediamo anche di salutarci per gli auguri, perché dobbiamo farceli e vi voglio bene, fate le cose belline, dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.